Pensiero del giorno, domenica 23 marzo, allenarsi nell'amare. Per amare, il cristiano deve fare come Dio, non aspettare di essere amato, ma amare per primo. E poiché non può farlo con Dio, perché Dio ama sempre per primo, il cristiano lo mette in pratica con il prossimo. San Giovanni, dopo aver detto che Dio ci ha amati, non conclude, come sarebbe stato logico, che se Dio ci ha amati, noi dobbiamo amarlo a nostra volta, ma dice: miei cari, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Infatti, solo perché la carità è una partecipazione all'agape di Dio, possiamo andare oltre i limiti naturali e amare i nostri nemici e dare la vita per i nostri fratelli e sorelle. Per questo l'amore cristiano è proprio dell'epoca nuova e il comandamento è radicalmente nuovo e introduce nella storia e nell'etica umana una novità assoluta. Chiara Lubich, L'arte di amare, editrice Città Nuova. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41.